Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, siamo live dal Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo. Don Carlo Misilmeri Lascari Cefalù. Iniziano gli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza Siciliana. Sheriff Tripoli si deve girare, allargare per Trepiano. Il cross basso in mezzo, Palazzo traversa. Trepiano per Tripoli, davanti la porta, Crisafulli in calcio d'angolo. Occhio a Sheriff. Rimessa lunga, si cerca Monaco, spalla alla porta, esterno della rete, di testa, occhio al rimbalzo che potrebbe ingannare in quelle zone di campo. Recupero immediato del Lascari con Fazio. Conclusione di Ricciulli, super volo di Crisafulli, ha scheggiato anche il palo. Angolo in mezzo, colpo di testa verso il secondo palo. Il tentativo di Aziz Touré, l'aggancio di Pratico e gira con l'esterno. Avanti la squadra di Vinieri, il tiro con il destro. Romano ce l'ha sul mancino, scarica Romano, Crisafulli con la mano di richiamo. Angolo qui di Romano, colpo di testa a schiacciare e un assist per il tentativo di Touré. La Vardera e alle spalle di Sheriff, poi ci pensa Varvara a lanciare Monaco, deve però attendere la discesa del pallone. Buona giocata di Monaco, calcia però debolmente e centrale la battuta dell'angolo. Secondo palo, si cerca Monaco, ci prova Palazzo, palleggio e tira il volo! Super gol di Giuseppe Fazio, il Lascari passa in vantaggio a sorpresa con il proprio capitano, 1-0. L'uomo simbolo di questa squadra. Il cross in mezzo di Ricciulli, il colpo sanzionato dai giocatori in campo. Lunga in mezzo, Ricciulli sponda, colpo di testa di Tripoli, Crisafulli. Parte la Vardera, contro la barriera 2 il tiro, Crisafulli respinge di testa Garofalo. In alto, più che in profondità. Parte Sheriff basso verso il primo palo, pallone che scorre, ci prova 2 volte il Misilmeri con Tripoli. E c'è il gol del pareggio, proprio lui, Silvio Tripoli, segna ancora. Ancora Ricciulli, si prende il calcio di punizione, fallo di Fazio. C'è cartellino giallo però, Macaluso. E infatti adesso arriva il cartellino rosso. Batte Romano a rientrare, colpo di testa di Tripoli per Ricciulli. Punta gli avversari, cross in mezzo pericoloso. Tripoli, si accentra ancora Tripoli, calcia sul primo palo. Grandissima occasione, anche molto intelligente. Ricciulli, pallone largo per Romano, calcia con il sinistro, non benissimo. Siamo oltre 5 di recupero, fischietta in bocca e finisce qui. È ufficiale l'1-1 tra Don Carlo Misilmeri e Lascari Cefalù, tutto rinviato alla gara di ritorno in programma tra 2 settimane al Martino Elardo di Lascari.